Di Sibille Interattivi. Mettiamo gli amici che si collegano, vi ricordo che abbiamo anche un sito, il sito del Capitano, il The Garda e Maria Veneziano, e soprattutto questa sera alle 21:30 con il The Garda, mi raccomando, nel suo canale. Perciò a chi scriverà delle domande e non riuscirà a rispondere, canale di The Garda 21:30 YouTube. Per chi non conosce ancora il The Garda, scrive su motore di ricerca di YouTube il The Garda, si iscrive almeno 20 minuti prima per poter fare una domanda gratuita. Bene cari amici, intanto che aspettiamo le amicizie che si collegano e che fanno una domanda, mi raccomando la domanda è nome e poi mettete una domanda che abbia un senso, cioè che sia più dettagliata possibile, per fare in modo che poi possano le sibille essere più, come si dice, concrete e diciamo un termine attendibile possibile. Mi raccomando, nome e data di nascita. Più vi ricordo che abbiamo un sito, io ho il The Garda, che è il sito del Capitano, sono stati scaricati più di 175.000 ebook gratuitamente e c'è anche una sezione shop dove si può comprare ad esempio questo ciondolo magico per 150 euro più 10 euro spedizione. Bene, intanto che aspettiamo gli amici, il vostro Marietto Veneziano incomincia a linkare nei vari gruppi che ci permettono di posizionare questo monitor, questa, come si dice, live. Aspettate un po'. Vediamo un po'. Intanto il vostro Marietto, questa live però poi sarà messa anche in YouTube, quindi se c'è gente che lo sta vedendo adesso registrato in YouTube, mi raccomando, è perché è nata da Face. Bene, tanto fate pure le domande se volete per il vostro Marietto mentre sta comunicando nei vari gruppi e nei vari posizioni che gli permettono. Ciao Maria, ciao Stellina, grazie di esserti unita alla live di Marietto Veneziano. Intanto mi posiziono nei vari gruppi, vediamo un po'. Un attimino cari amici, mi raccomando, nome e data di nascita per chi vuole fare delle domande. E voilà, giusto che un po' si gioca. Beh, penso che l'ho posizionato a tutti. Vi ricordo anche che abbiamo il The Garda Maria Veneziano, altri due gruppi, casti sacerdotali e il gruppo di radionica, radiestesia e tarologia del ermetismo. Per chi non è ancora iscritto si può iscrivere, è gratuito. Vi ricordo che questa sera il The Garda alle 21:30 nel suo canale YouTube risponderà. Vediamo se c'è qualche domandina. No, niente. Vediamo un po' se qualcuno ha fatto qualche domanda. Buonasera Cami, Luca, ecco, Luca ha già iniziato a fare la prima domanda. Allora, Luca chiede del 70, il mio futuro economico migliorerà. Vediamo un po' tramite le sibille. Serena anche fa una bella domanda. Buongiorno, vorrei sapere cosa mi aspetta futuro. Allora, un futuro economico, Serena, futuro sentimentale, futuro del benessere, dovete essere più dettagliati perché le sibille non riescono a essere così, anche perché non vi conosco. Ciao Anna. Allora, Cami, allora, devi fare una domanda con nome e data di nascita, primo, se c'è un'altra persona che ti interessa il tuo nome e data di nascita, il nome della persona e la data di nascita. E poi la domanda deve essere dettagliata. Vi faccio un esempio: se una persona ad esempio mi chiede nel futuro economico migliorerà, deve scrivermi ad esempio se lui lavora già, per il semplice fatto che così dalle sibille, le sibille che escono, no, si vede se c'è un appiglio nel posto di lavoro, oppure se lui non lavora, faccio un esempio, si vede se lui acquisirà un posto di lavoro. Capite? Perché molte volte se c'è un appiglio o una scia, diciamo, si riescono a individuare meglio le sibille cosa vogliono dire, no? Perché le sibille sanno cos'è, perché si agganciano a scia energetica, ma io no.
e io sono solo un interprete del Sibille. Bene, allora Serena, bene, andiamo avanti. Quindi futuro economico. Luca, tu lavori o sei disoccupato in questo momento? Così riesco a capire se il futuro economico si riguarda una persona che lavora o meno. Intanto che Luca, facciamo la risposta anche Luca, però è chiaro che più la domanda è precisa e più chiaramente è attendibile la risposta, no? Quindi andiamo avanti, vediamo se Luca ha capito sì, lavoro. Allora Luca lavora, quindi adesso sappiamo che Luca lavora. Vediamo un po' il futuro economico di Luca. Sibille, ditemi il futuro economico di Luca, come sarà. Vediamo un po'. Vi ricordo anche che se volete un consulto professionale sono sempre 20 euro 45 minuti pagabili tramite PayPal. Allora Luca, vedi, hai dei sogni, dei progetti, hai delle mire e potrebbero nascere. Potresti essere seduto sulla sedia giusta per migliorare a livello economico la tua situazione. È qualcosa che ti sta a cuore. E vediamo un po'. Nel passato effettivamente c'è stato qualche problema, qualche perdita di progetti. Vediamo un po' adesso il futuro. Luca, in finale vedo che è positivo, ma vediamo un po'. Allora, nel passato io ti vedo pensieroso, Luca, ti vedo un attimino, insomma, c'è stato qualcosa che ti ha bloccato, cioè eri pieno di pensieri, però un ragazzo volonteroso e qualche soddisfazione te la sei potuta anche prendere, però insomma, sono stati momenti non felici. Poi vedo che a livello finanziario a un certo punto c'è stata quasi una svolta. Nel presente io vedo che questa figura qui, non conoscendo niente di te Luca, potrebbe essere o un esame o un test o tra virgolette un test per superare un aumento, però sembra o sei tu che ha o il tuo datore di lavoro che ha problema a pagarti, cioè non conoscendo bene la tua situazione io potrei interpretarla in tanti modi, perché l'artista è sempre una persona a livello finanziario che è debole, ha problemi a essere pagato oppure a pagare. Poi io vedo vecchi problemi molto probabilmente e vedi, infatti c'è qualcosa che ti abbatte moralmente. Presumo che c'è qualcosa nel presente che, se tu sei un libero professionista, devi stare attento, se sei un libero professionista, devi stare attento perché ci sono qualcuno o che non ti pagherà o che cercherà di fare furbo. Se sei invece un dipendente, allora direi che la situazione è che il tuo datore di lavoro, scusate, sta passando una macchina con uno stereo potente, allora io vedo che il tuo datore di lavoro farà fatica a pagarti, ma penso che è una sua usualità e vedo che tu non sei felice in questa situazione. Per il futuro come vediamo? Vediamo che ci saranno persone nel tuo posto di lavoro o per come lavori che dirà tutto il contrario di tutto, quindi attenzione, però ci sarà qualcuno che ti aiuterà e molto probabilmente, no, io qui vedo un contratto o qualcosa che tu hai già fatto e una persona che tu conosci, che è una brava persona, un gran signore, ti aiuterà per ritornare a fare un lavoro che tu hai fatto, e un contratto, cioè, quindi io vedo che nel presente ci sono dei problemi o potrebbero arrivare problemi, ma nel futuro vedo che ci sono delle bellissime carte, anche perché nel tuo giro di amicizie sei apprezzato. Il futuro com'è? È positivo molto, vedo che tu ambisci a fare un lavoro che hai già fatto, poi vedi
casa, amore, sei una persona che a livello economico nel futuro si stabilizzerà e avrà sicuramente successo. Per il momento invece nel presente vedo che la situazione ti mette la mano in bocca, vedi questa Sibilla non va per persone che dicono cose che non sono realistiche, però nel futuro io vedo che il lavoro a livello economico prenderà sicuramente una piega positiva per te, quindi vedo Luca che ci sarà qualcosa di estremamente positivo. Stai attento che nel prossimo futuro invece, cioè prima che venga questa cosa qui, grazie a una persona che ti sorreggerà, ci sarà un periodo di buio. Vediamo se si è aggiunto qualcuno. Saluto Emanuela e Camia. Serena abbiamo salutato prima. Vediamo. Serena, buongiorno, vorrei sapere cosa mi aspetta nel futuro. Poi Serena ha spiegato bene. Futuro economico. Serena, domanda: lavori anche tu o no? Tanto per avere le idee chiare. Vediamo un po' se risponde la nostra Serena. Vediamo un po'. Lavoro già ma voglio cambiare. Serena è 70. Serena è stata chiarissima. Bene. Ok, vediamo la nostra Serena che lavora già. Comunque Luca vedrà che fra un po' la situazione economica migliorerà. E vediamo la nostra Serena come sta. Serena. È una stesa, è un'apertura di stesa difficile, difficile perché io vedo che la sicurezza sembra traballare, la sicurezza, cioè vedo che la disgrazia è lì sulla porta di casa, infatti vedo perché lo vuoi cambiare, proprio perché senti che la situazione è pesante. Il taglio insomma non era un taglio felice per quel posto lì. Vediamo un po'. Sei una donna forte però, Sei una donna forte e molto probabilmente raggiungerai i tuoi obiettivi, ti dico già. Quindi vediamo un po'. Nel passato eri molto pensierosa, sei una donna forte e lavori molto, non sei una donna che sta a guardare, e per il tuo lavoro hai sempre avuto amore, vedi? E fondamentalmente alcune volte ti hai dato anche delle belle soddisfazioni. Nel presente io vedo che sei una donna speranzosa, vedo anche che oltre che speranzosa sei una donna anche fortunata. Però quest'uomo qua è sempre lì. Quando si parla di lavoro c'è l'artista, c'è perdita di guadagno. Cioè, l'artista è sempre una persona che non sa gestire bene le finanze. Cade sempre in piedi, però a livello. Quindi diciamo che nel presente tu sei speranzosa che ci sia una svolta, sei una donna fortunata, però vedo che c'è anche o qualcosa, un lavoro vecchio che ti piace, oppure che vorresti fare, oppure vedo che c'è qualcosa di legale, perché io non conosco la situazione di Serena, quindi posso interpretare queste sibille, oppure c'è un raffreddamento per il tuo lavoro, no? Perché? Perché o avverrà un raffreddamento, questo è più chiaro, perché nel futuro vedo che nel posto di lavoro dove starai, vedi prigioni militari, ci sarà proprio un atto di forza, un atto che dovrai fare ogni volta che andrai a lavorare, perché vedi ci sono dei blocchi e tu speri qualcosa di nuovo, no? Speri, forse ti hanno proposto qualcosa di nuovo, però devi stare attenta, sicuramente un lavoro nuovo avverrà perché è qua, però stai attenta che ci potrebbe essere una perdita di guadagno. Il finale è interessante per te, perché io vedo un posto nuovo di lavoro, ci sarà un contratto nuovo e tu sarai vincente. Potresti avere dei rimpianti, però lavorerai molto e sarai sorretta anche da un'amica. Quindi diciamo che la situazione per te migliorerà. Vedi? Queste due sibille. Per il prossimo
futuro prossimo no, ci saranno delle problematiche, sebbene tu sia una donna, vedi qua, molto forte e anche un po' baciata dalla fortuna. Quindi attenzione, perché nel prossimo futuro la situazione sarà grave, dei blocchi. Poi dopo sognerai qualcosa o ti prospetteranno qualcosa o avrai la chance di cambiare. Attenzione, ci potrebbe essere una piccola perdita di guadagno, però alla fine il contratto ci sarà e poi vedo che lavorerai molto e sarai in un certo senso apprezzata. Quindi anche tu, Serena, la situazione è estremamente positiva, sebbene con qualche piccolo problema. Nei prossimi mesi avrai dei problemini, ma poi dopo tutto si risolve. Quindi Serena, tranquilla, che andrà bene. Vediamo un po' Cami. Cami dice, guarda, poi Serena, tutto riconosci, Anna. Tanto vediamo se si è aggiunto qualcuno per salutarlo. Ciao Cristina, ciao Simona, Emanuela. Allora, Emanuela, devi dirmi se lavori, se sei a casa e via dicendo. Simona, hai fatto bene a essere preoccupato, perché io conosco uno che era un mio amico, sindaco di una città grossa, ha fatto il vaccino e poi è morto. Quindi parliamoci chiaro, sono preoccupazioni fondate. Allora, ecco, Emanuela ha un negozio, brava. Allora, guardiamo avanti la nostra Anna. No, scusate, vediamo se non ho saltato. Esatto. Allora, Anna, vorrei sapere. Sì, Anna Mughetto, Vorrei sapere cosa cerca da me Marco. Marco, non sai di che da te. Anna, sarà una stesa molto probabilmente intuitiva. E tu sei del 64, Anna Maria del 64. Vediamo un po' la nostra Anna Maria e Marco. Vediamo se può nascere qualcosa di serio oppure è solamente un perditempo. Vediamo un po', Sibilla, ditemi fra Marco e Anna Maria. Beh, c'è un cambiamento, molto probabilmente lui cerca un cambiamento ma anche stabilità. Lui cerca, vedi, viaggio, cambiamento. Che signora è la Sibilla della stabilità, della sicurezza, della persona che sa le cose, saggia. È un bel taglio, è un taglio di spessore. Conversazione, bambino. Ma guarda, questo signore qui non abbiamo la data e quindi potrebbe essere anche un altro Marco, potrebbe essere il macellaio che si chiama Marco che tu incontri magari, oppure quello che vende le scarpe. Però diciamo che queste sibille ci fanno capire che avete avuto delle conversazioni, che tu fondamentalmente sei legata ancora a un ricordo di una persona che hai avuto nel passato e anche nel presente. Molto probabilmente tu stai pensando ancora a una tua vecchia fiamma, e però io vedo che fra tu e la tua vecchia fiamma c'è stata una persona che si è messa di mezzo e vi ha fatto del male. Ma torniamo al nostro Marco nel presente. Ma guarda, l'inizio con lui sicuramente ti fai una bella domanda, cosa cerca? Perché in effetti i vostri messaggi, vedi, non è che sono partiti bene, no? Però poi vedo che c'è qualcosina che lui vorrebbe forse o un fidanzamento o qualcosa di serio, e con lui potreste anche avere dei bei momenti. Però vedo che piangerai, perché mi sa che questo signore qua ha negli occhi un'altra donna bionda, cioè un'altra donna giovane,
perché vedi, ti vedo piangere, tu speranzosa, però io vedo che lui ha già qualcun altro. Poi io non so neanche la data di nascita di questo Marco, però vedo, vedi, gelosia, prigione, denaro. Mi sembra anche un tipo piuttosto attaccato alla materia, e tipo che, vedi, qua ti farà piangere per una donna più giovane. Qua lo vediamo bloccato da situazioni effettivamente che insomma c'è qualcosa in lui che sta a indicare che cerca la sicurezza, vedi, e ci sono dei blocchi, gelosia, prigione. Qui vedi, ti vedo piangere, cosa cerca a questo punto? Grande punto di domanda. Io penso che lui, vedi, è orientato verso una donna più giovane che può scegliere. Io ti vedo piangere per lui, e vedo anche perché tu nel cuore è una persona che con cui avevi una relazione tempo fa, e quindi qui vedo nel futuro prossimo dei blocchi, o blocchi dovuti però alla materialità o denaro, oppure anche conoscenze, magari a livello culturale, intellettuale, è una persona o troppo alta o troppo bassa, comunque avrete dei problemi. E poi il finale cosa cerca? Vedi? È un tipo comunque che si dà da fare, molto... e la fortuna sembra che sia dalla vostra parte, però ci sono dei segreti. Ci sono dei segreti che lui tiene. Non è proprio limpido. Certamente è un bravo ragazzo, si metterà sicuramente a disposizione, vorrebbe conquistarti, però ci sono dei segreti. E non vorrei che questo omaggio prezioso, che è sempre una carta benevola, no? Una carta che, vista da un certo punto di vista, è positiva, diventa anche, perché è anticipata da un militare che ha dei segreti, una mela avvelenata. Quindi io non vedo un grande sviluppo nei prossimi tempi. Qui magari promesse, vedi? L'Imeneo, che è una sibilla molto interessante a livello sentimentale e allegria, ma poi piangerai, e qui ci sono una fila di sibille pesanti che ti fanno capire che lui non è quello che si propone. Infatti anche qui vedi. Quindi il marietto dice stai attenta perché tutte le rose hanno delle spine. E non vorrei che questo sia un roseto senza rose ma solo spine. Andiamo avanti, quindi attenta Anna. Allora, Serena, vediamo se si è unito. No, nessun'altra domanda. Vediamo un po' la nostra. L'arcano mi fa sapere, ma non mette la data di nascita. Serena. No, Serena abbiamo già fatta. Non so per quale motivo, perché a me mi arrivano le domande così mi schiacciano, ogni tanto si mischiano sulla console. Allora vediamo un po'. Camife, ma tu devi mettere la tua data di nascita, perché non la vedo, tutti gli altri la mettono, tu no, io ho detto che ci vuole la data di nascita. Vediamo un po' Emanuela. L'Emanuela chiede: buonasera, posso sapere sul lavoro? La Emanuela lavora a un negozio, verissimo, Emanuela, è chiara la cosa, no? Un negozio, Emanuela ha un negozio del 74. Vediamo un po' per la nostra Emanuela. Sibille, ditemi come andrà il negozio la nostra Emanuela. Ma il taglio è positivo, però attenta perché devi gestire meglio le finanze. Vedi? L'artista è sempre una persona che, come ho sempre ripetuto, ha grandi qualità, però purtroppo non riesce a incanalare bene. Però vedo che hai avuto dei momenti interessanti. Nel passato ci possono essere state anche delle situazioni interessanti. Andiamo avanti.
Vi ricordo che se volete un consulto professionale sono sempre 20 euro, 45 minuti. Voilà. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' sto negozio, questa attività. Ma guarda, nel passato ti vedo pensierosa, ti vedo che tu hai avuto situazioni difficili perché sei stata attaccata da una persona, molto probabilmente una donna di nascosto. Poi vedo una donna giovane e una freddura. Sembra quasi che a livello economico ci siano stati, potrebbero essere anche delle novità legali, perché quando si parla di una donna giovane, allora, quando si parla di donna giovane sembra una, come si suol dire, una novità, e quindi sembra quasi che nel passato tu eri pensierosa sia per questo attacco di questa donna, ma anche di una novità, e potrebbe essere, adesso io non conoscendo la tua situazione, una novità legale. Oppure potrebbe essere intrapresa come tu pensavi, c'era o una dipendente o un'amica che purtroppo voleva giustizia. Quindi ci sono varie interpretazioni, no? Però diciamo così. La situazione è che nel passato la situazione non è stata facile, perché c'è una donna che in segreto in modo importante nel tuo negozio ti ha in un certo senso attaccato. Nel presente vedo che ci sono delle perdite di denaro, momenti di euforia, però vedi c'è qualcosa qua, perché c'è tutto bloccato. Poi l'allegria è in mezzo a due carte estremamente negative, quindi sembra che questo blocco che c'è a livello economico, no, con perdite di denaro, ti ha fatto andare via anche l'allegria. Insomma, è una situazione non facile, difficile, e sembra che in futuro può tornare qualcosa di positivo. Quindi adesso io la situazione non la vedo brillante, la vedo veramente sotto un periodo difficile, però io vedo che nel futuro la situazione migliorerà. Vedo che tu avrai dei progetti, vedo che o c'è un uomo o tu stessa avrete sicuramente degli affari importanti, perché sei una donna forte, e vedo che da lontano conoscerai un libero professionista, e che molto probabilmente avrete perché questo è il finale, dei contatti importanti, e nascerà sicuramente qualcosa che porterà a delle migliorie. Certo che devi stare attento che fra massimo un anno ci saranno dei cambiamenti importanti. Quindi diciamo che il brutto è passato, sta passando, e che nel futuro prossimo, proprio perché sei una donna forte, avrai sicuramente degli affari importanti. Vedo che molto probabilmente tornerai a trattare con qualcuno del passato, e vedo che le sibille evolvono tutte in una direzione positiva. Quindi diciamo il brutto è nel presente e nel passato, ma nel futuro sicuramente, vedi, in finale conversazione nasceranno nuovi contratti, nuove amicizie, però attenzione che ci potrebbero essere dei scivoloni. Avrai sicuramente o un socio o qualcuno che ti aiuterà, che in questo momento non conosci ancora, oppure abita lontano dalla tua attività. Comunque vedo un evolversi in senso positivo. Le sibille danno questa dritta. Andiamo avanti. Chiaramente, non conoscendo niente di voi, posso interpretare solamente a spanne, c'è un 60-70% di come si dice, attendibilità a queste risposte. Andiamo avanti, vediamo un po'. Esatto, brava Anna. Comunque lascialo stare che quello lì è un perditempo. Andiamo avanti. Un po'. Perché capite, non mi mette bene in colonna nella console le domande. Allora, l'Emanuele abbiamo risposto. Serena, abbiamo risposto.
Adesso vediamo Simona. Buonasera, una domanda su mio figlio Andrea. Questa è importante. Vediamo per questo vaccino. Certo, bisognerebbe sapere il vaccino del 95. Cavoli, questo vaccino qui ha fatto un sacco e ha creato un sacco di problematiche a molte persone, però noi siamo fiduciosi. Allora, ti vedo piangere, guarda qua, ti vedo molto preoccupata, Simona. Sei speranzosa, ma nello stesso tempo senti delle notizie che effettivamente, e Simona ti do ragione, perché ho visto persone effettivamente in condizioni critiche, alcuni sono anche deceduti dopo il vaccino. Allora, vedo che la situazione, tu sei speranzosa, sei una donna forte, Simona, però chiaramente sei molto preoccupata. E vediamo come andrà per questo vaccino. Ci sono tanti sospiri, ma guarda, la situazione è una situazione delicata, no? In cui vedi, ormai lui l'ha fatto, qui ci sono dei pentimenti, magari anche lui si è pentito di averlo fatto, no? Però diciamo che tutto sommato, no? Lui ha parlato con molti prima di farlo, molto probabilmente, e ok, l'ha fatto, e insomma lui penso che avrebbe voluto tornare indietro quando l'ha fatto. Adesso nel presente io vedo te che sei molto speranzoso, ma anche lui è speranzoso, no? E c'è appunto questo esame da fare, però sembra che sia lui che te rimpiangete di averlo fatto. Il futuro com'è? Vedi, il problema è sempre passato, si poteva scegliere molto probabilmente di non farlo, e nel futuro ci saranno blocchi in cui sembra quasi che la salute se ne sia andata, vedi, sospiri. Però non è tutto negativo, perché poi vedo che lui riceverà delle notizie nel suo posto di lavoro molto probabilmente, e vedo che c'è della sicurezza. Non sono carte negative, certo che nel futuro a livello di salute ci saranno dei piccoli blocchi. Il finale com'è? Il finale è chiaroscuro, perché vedi, riceverai delle notizie che non saranno sicuramente entusiasmanti. Lui è un ragazzo che ha voglia di fare, giovane, che ha voglia di lavorare, però vedi disgrazia, perché capite che quando si mette dentro nel corpo certi prodotti, ad alcuni fanno bene, ad alcuni altri hanno delle reazioni. Qui vedi, nel futuro sembra quasi che riceverà delle notizie che non gli piaceranno, e lui che era molto volenteroso, vedi che c'è la disgrazia. Quindi non è che succederà qualcosa di gravissimo, anzi per nulla, è solamente la vostra apprensione, no? Che sembra tutto bloccato. Poi riceverà delle informazioni che sul suo posto di lavoro o un libero professionista che lo terranno tranquillo. Però il problema è che dopo queste informazioni riceverà altre che effettivamente saranno deleterie, vedi? La disgrazia. Questo entro un anno, quindi nei prossimi tempi, vedi, sembra quasi che la tranquillità sia un pochettino andata in cantina. Sia lui però che te siete persone forti, vedi? E lui molto probabilmente anela il fatto che preferiva non averlo fatto, molto probabilmente. Comunque tutto sommato non dovrebbero esserci, sono più cose emotive. L'unica cosa è che nel futuro, vedi, Elettra, il nemico domestico e disgrazia, parlano chiaro, sarà una situazione che farà un po' tremare le gambette, però tutto sommato questo si dipane entro un anno, non è una cosa pericolosissima, è più una cosa emotiva, cioè che uno pensa di aver sbagliato. Adesso nel presente non vedo cose negative, vedo anzi che siete forti, l'unica cosa è che magari bisognava essere più delicati. Qui vedo dei rimpianti, no? La carta del vedovo, che si sarebbe voluto non farlo, però dopo tutto lui ha parlato, l'hanno rassicurato, quindi non vedo carte proprio
pesanti. Certo che nel futuro avrà informazioni diverse di adesso e chiaramente sì, avrà degli altri tipi di pensieri. Comunque diciamo che lo rassicureranno fra qualche tempo, Simona, quindi niente di insormontabile, per una questione emotiva, no? Niente di pericolosissimo. Bene, vediamo la nostra Cristina, vediamo se un po' qualcuno. Ecco, benissimo, il lavoro va benissimo, brava, esatto. No, per il lavoro va benissimo, anzi riceverà però purtroppo riceverà delle notizie che è una questione emotiva, cioè vi tireranno giù di morale le situazioni emotive, ma fisicamente andrà bene. Laura, mi devi scrivere la data di nascita, Allora, andiamo a vedere un po'. Cristina, la nostra Cristina 61, mi può dire se l'acquisto di un immobile avrà favorevolmente impatto da un punto di vista economico? Allora, la nostra Cristina ci chiede come andrà. Allora, lei compra un immobile prossimamente e vediamo se sarà una cosa interessante. Allora, vediamo un po'. Ma sembra che c'è un po' un pensiero, Cristina, per questo immobile. C'è un po' un pensiero perché hai avuto delle notizie che non lasciano tanto tranquilli. Vediamo un po'. Ma guarda, io ti dico già, Chris, perché chiaramente la domanda è un sì o no, come andrà a finire, ti dico che alcune volte sei stato un pochettino così, sembrava una perdita di guadagno, ma nel futuro sarai un po' giù di tono, però sei una donna forte, ma io guarda, ti dico già al finale mi fa capire che la cosa andrà bene, vedi, amore, sacerdote, lavorate molto, cioè se tu lo compri per fare un guadagno, Cristina, molto probabilmente la stesa entro un anno sicuramente avrete, vedi, raccoglierai bene, amore, sacerdote, sono tutte positive, c'è una donna forte, attenzione perché in futuro vedo che c'è qualcosina da mettere a posto. Certo è che ci speri molto in questo immobile, lo vedo qua, vedo che sei una donna che lavori molto, che ti dai da fare. Certo, se lo comprerai all'inizio sembra di aver fatto un buco nell'acqua, forse perché qualcuno te l'ha sviolinato troppo, però vedo che sei una donna forte e dopo ci sarà un cambiamento perché ti aiuterà molto probabilmente anche una persona del passato, una persona che ti aiuterà e quindi vedi la soluzione, amore, sacerdote, farai le cose giuste, lavorerai bene e porterai a casa il risultato. Quindi a livello economico magari non subito sembrerà che sia un affarone, ma poi alla distanza, coi tempi che corrono, sempre bisogna tenere presente i tempi che corrono, sembra che l'affare vada in porto e che sarà un affare. Certo non subito, all'inizio sarai anche un pochettino giù di morale perché sembrerà quasi un vicolo cieco. Andiamo avanti. Emanuele mi conferma che c'è un attacco di una donna, sì. Bene. Anna, stai lontano da quel tizio lì, stai lontano da quel tizio lì, che quello lì è un po' un birichino. Poi andiamo avanti, Monica, devi scrivere la data di nascita, se no non rispondo. Ah, ecco, l'ha scritta, è 67. La Monica chiede se avrà un successo con le sue creazioni lavorative. Allora, vediamo un po'. Monica del 67, vediamo se avrà successo con le sue decorazioni. Vediamo un po',
un po' la nostra Monica. E adesso, guarda Monica, tu sei una donna forte, perché non sei una donna che si arrende, hai vinto molte sfide. Nel passato tu hai avuto sicuramente periodi importanti, difficili, ma sei sempre stata vittoriosa. Adesso però ti vedo un pochettino malinconico, un pochettino che sembra quasi che hai perso la voglia di essere quella che sei. Adesso vediamo un po', Monica, come andrà a finire. Un po'. Guarda Monica, ti dico già che la situazione, tu stai lavorando molto, nel passato ti hanno rubato le idee, ti hanno attaccato, tu hai sognato di ritornare ai vecchi splendori, no? Nel presente lavori molto, sei una donna che sa fare, magari hai anche un'amica che ti dà i consigli e sembra che la cosa sia positiva. A livello lavorativo, professionale, vedo che si raffredderà un po' nel futuro la cosa e tu penserai di poter, come si dice, evolvere, no? Però attenzione, perché c'è un uomo che sta vicino a te, o magari non lo conosci ancora, che ti farà, magari si propone con una persona che sa fare le cose, però attenzione che c'è la disgrazia. Quindi diciamo che il periodo tra virgolette più bello potrebbe essere adesso, ma nel futuro vedo che ci saranno dei problemi dovuti a un uomo forse giovane, che o conosci o conoscerà nel futuro. Quindi l'evolversi cos'è? Vedi andare via questa situazione, no? Vedi andare via questo negozio, queste creazioni, poi ci sarà l'aiuto di una persona che entrerà in scena e il successo verrà da lontano. Quindi diciamo che per il presente sembra molto caricata. Nel futuro prossimo, a livello economico, nasceranno delle problematiche. Poi tu spererai di risalire, no? Però sarai aiutato da una persona che ti porterà solo disastri. E quindi tu penserai di perdere tutto, ma poi con l'aiuto di un'altra persona vedo che da lontano arriva il successo. Quindi se tieni duro, il mio consiglio è che ce la farai. Se tieni duro, molto probabilmente ce la farai a superare. Certo che ci sarà qualcuno che è vicino a te che non è proprio positivo, energie un pochettino da lasciare stare. Bene, andiamo avanti. Vediamo la Laura. Vediamo un po' la Laura. Allora, la Laura del 69, vediamo un po' la Laura del 69 cosa mi chiede. Allora, vediamo un po' se è giusto. Allora, scusate perché ogni tanto mi si... Moderna, si vuole afferrare. Ho fatto moderno, ho capito. Comunque è una questione emotiva, Simona, stai tranquillo. Allora, Laura 69. Allora, la Laura del 69, sospesa dal lavoro, se avrà la possibilità di tornare a fare l'infermiera. Ma certo, vediamo subito. La nostra Laura del 69, vediamo un po', cari amici, civile, ditemi della nostra Laura del 69 se ritornerà a lavorare. Ci saranno delle nuove opportunità, Laura, non preoccuparti, perché vedi c'è giovane fanciulla a omaggio, quindi il taglio è estremamente positivo, qualcosa di fresco sta arrivando, qualcosa di nuovo.
vedo già che nel passato, vedi, pensiero, hai parlato con molti, poi c'è stata o una malattia, qualcosa che non ti andava. Nel presente vedo che c'è qualcuno che ti vuole aiutare, sei una donna forte, Laura, e sicuramente un lavoro vecchio che hai già fatto tornerà. Nel presente c'è qualcuno grande, più grande di te, ti vuole aiutare, una persona che vuole il tuo bene. Nel futuro vedo che sei speranzosa, però vedi, il lavoro di infermiere sembra che te lo vogliono rubare, tu vedi che va via. Però riceverai delle notizie importanti che indicano da lontano, quindi magari non è un posto vicino, no? Vedo che molto probabilmente nel futuro, le sibille vanno in là massimo un anno, quindi sì, Laura, scusa, sì, Laura, vedo che la situazione non è facile. Comunque, morale della favola, vedo che ci sono delle grandi possibilità che ritorni, vedo che ami il tuo lavoro e il ritorno c'è, però attenzione che ci sarà un po', il ritorno c'è del lavoro, no? Solo nel futuro prossimo, massimo un anno, però vedo che avrai perso la felicità e tu speri sempre che ti ritorni quell'amore per il tuo lavoro. Comunque sì, ritorna, vedi il ritorno, la matrice, tu che ami quel lavoro, però ci saranno dei momenti in cui sarai un pochettino giù di morale, però tutto sommato, a parte nei prossimi tempi che ti ruberanno questa possibilità, poi da lontano arriverà sicuramente la possibilità di riniziare quel lavoro che hai lasciato. Bene, cari amici, ho già fatto 46 minuti, io penso di aver girato abbastanza, vi aspetto questa sera alle 21:30 nel canale di Hildegarda, 21:30, solo Hildegarda, le domande che io non riesco a evadere, le evaderà Hildegarda se volete nel suo canale YouTube. 21:30 questa sera, mi raccomando, i primi che arrivano, date nascita, una domanda chiara e vi aspetto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!